Ci sono delle pietre azzurre che sembrano... Muratore s'era fatto fidanzato, una figlia di un cantiere che ci dava l'usociato, si tagliavano a muccione che lo pace non voleva, e da stavo finestrone aspettando che passava, ma lo pace con lo frate s'appostarono allo passaggio, di ammazzarlo come un cane, si trovarono lo coraggio. È una canzone spietata. Spietata proprio.
sua presenza in questo luogo e in questo giorno è molto significativa, e lo dico con una certa emozione, perché credo che tutta la società civile debba risultare un doveroso riconoscimento al maestro, oltre che per i suoi straordinari meriti artistici, anche per il suo incessante impegno civile, per essersi egli sempre battuto contro la mafia, la violenza, la sopraffazione, le guerre e il sistema manicomiale in Italia. Da parlare apertamente di mafia quando Giovanni Falcone era giudice civile al Tribunale di Trapani e Paolo Borsellino era pretore a Monreale, il maestro Caruso, con un manipolo di intellettuali palermitani del calibro di Leonardo Sciascia, fu un vero precursore, testimoniando un uomo libero con le sue opere grafiche e accuse di mafia e di corruzione per i cosiddetti bianchi da parte di personaggi quali Ciancimino, Fundona, Gioia, Luciano Migio e altri, e